E continuiamo a parlare degli impatti della legge di stabilità, ma questa volta lo facciamo dal punto di vista dei pensionati che dicono siamo stanchi di essere penalizzati. Noi chiediamo di non venire penalizzati per l'ennesima volta, perché siccome abbiamo già lasciato la bellezza mediamente oltre 1.500 euro al mese di pensione lordi, abbiamo già lasciato mediamente 2.000 euro in 2 anni per il blocco della Fornero. Adesso, con la proposta che viene fatta nella legge di stabilità di quest'anno, ci chiedono nuovamente, mediamente, di lasciarne altri 600. Noi non siamo d'accordo, vogliamo il ripristino totale di quanto diceva la legge precedente. In 3 anni, tra il 2014 e il 2016, infatti, solo i pensionati del Veneto produrranno un gettito di circa 140 milioni di euro nelle casse dello Stato. Loro non ci stanno. Siamo già stati penalizzati dal blocco Fornero, dicono. Ora basta. La cosa che ci penalizza ormai si protrae dal 1992. Dal 1992 in poi, in quasi tutte le finanziarie, i pensionati sono stati con vari strumenti, con vari mezzi, le pensioni sono state tagliate. Quindi a questo punto noi diciamo basta perché non è più possibile. Abbiamo una grossa platea di pensionati, sto parlando del 65-70%, che sta precipitando sotto la soglia di povertà. Allora dove andare a prenderli? Il problema di fondo è che non è possibile che la necessità di risorse venga sempre presa dai soliti, e quindi noi diciamo ci sono fonti di ricchezza che non sono mai state toccate da questo paese. I soldi in Italia ci sono, c'è gente che si è arricchita spaventosamente dalla crisi, non siamo tutti messi uguali. I pensionati e i giovani mangiano peggio, non vanno più in giro, non si curano, eccetera, ma c'è gente che invece si è arricchita e sono le grandi rendite, sono gli evasori, sono coloro che hanno vissuto nella corruzione. Noi vogliamo che questi soldi vengano presi finalmente da loro.